Parliamo della tassa di stazionamento. La Commissione Bilancio che lei presiede ha licenziato la bozza, ma si prevedono tempi non certamente brevi. Nelle more, potranno essere individuati altri percorsi operativi oppure bisognerà attendere l'epilogo dell'iter? Ma guardi, intanto mi preme fortemente ringraziare i componenti della Commissione Bilancio, i consiglieri Urso, Alfano, Vaccarello e Mirotta per il grosso contributo che insieme a me hanno dato a questo importante regolamento, che è quello della tassa di stazionamento, che rappresentava e presentava delle lacune anche sottolineate più volte dagli addetti del settore. Noi abbiamo presentato la bozza all'ufficio di presidenza, sarà oggetto di discussione in Consiglio Comunale, spero a breve, perché mi sono appellato anche a tutti i presidenti di Commissione affinché velocizzassero i tempi per dare il parere e anche per analizzare bene la bozza. Però nelle more noi avevamo trovato una soluzione insieme agli assessori presenti in Commissione Bilancio che ci hanno dato manforte e anche dirigenti presenti in Commissione Bilancio. Avevamo trovato la parentesi prima di arrivare a quello che era la definizione del regolamento e quindi del posto di stazionamento, che è Cugnovela in questo momento impraticabile. E allora si era pensati di fare una determina dove si desse la possibilità a coloro che arrivano in città con i bus di andare a sostare a Villa Seta, in via Parco del Mediterraneo e Caduti di Marzabotto, e pagare semplicemente attraverso un post da collocare negli uffici dei vigili urbani il pagamento della tassa. Ecco, di questo non ne abbiamo traccia. Ho avuto modo di denunciare questo fatto anche in Commissione Bilancio e in Consiglio Comunale, invitando gli assessori a dire al sindaco: digli al dirigente, e mi riferisco al dottore Di Giovanni che è il dirigente delle attività produttive, di immediatamente fare la determina affinché si desse la possibilità a coloro che arrivano in città con i bus di poter sostare nelle aree determinate da questa determina nuova e di pagare regolarmente la tassa di stazionamento. Non ne abbiamo notizie. Non vorrei che, nonostante gli sforzi della Commissione Bilancio, che nonostante gli sforzi degli addetti alla categoria che sono stati invitati da noi e hanno dato il loro contributo, nonostante gli sforzi di qualche dirigente ex, e mi riferisco al dottore Inzalago che era l'ex dirigente delle attività produttive, oggi si perde ancora tempo. Ecco, questo perdere tempo, visto e considerato che parliamo poi di predissesto, ecco, la tassa di stazionamento sono soldi cash che entrano nelle casse del comune di Agrigento. Perché si continua a perdere tempo? Ecco, mi rivolgo al sindaco. Sindaco, diamoci una svegliata, perché non possiamo parlare solo di predisposizione di dissesto, dobbiamo pure parlare di predisposizione di atti che facciano sì che all'interno delle casse comunali arrivano dei soldi liquidi.